Eccoci qua amici telespettatori, naturalmente si continua sempre con la rubrica dei cuori solitari perché sto per presentarvi un altro ragazzo, sempre di Volta Mantovana, però naturalmente residente, dove risiedi? Volta Mantovana. Sempre a Volta Mantovana, che sta cercando naturalmente un'altra anima gemella, un'altra ragazza un pochino strana, diciamo. Cioè perché? Perché Alessandro, quanti anni ha Alessandro? 25. 25 anni, ha un desiderio nascosto come il suo amico Alessandro di 28. Alessandro praticamente va cercando una donna che sia abbastanza in carne, ma ve lo faccio dire direttamente da lui. Allora Alessandro, abbiamo detto hai 25 anni, Sì, sei residente a Volta Mantovana, sì, quanto tempo è che sei single? 1 anno e mezzo. 1 anno e mezzo. Allora, parlaci di questo tuo desiderio che nutri, che porti da sempre. Ma vorrei trovare una donna più o meno di 90 kg. 90 kg. 90. Cioè a te ti affascina praticamente la ragazza in carne. Sì, sì, bella grossa. E come mai? Consistente. Cioè, anche perché ti faccio questa domanda perché non è la prima volta che nella mia trasmissione vengano ragazzi che hanno questo desiderio nascosto di trovare delle donne super maggiorate. Come mai tu porti questo desiderio con te? Più che altro che almeno una di 90 kg nessuno me la ruba, dai. Ah, per questo, allora c'è un motivo. O no? Cioè, è così. Deve essere 90 kg, si deve fermare a 90 oppure se è più grande? Meglio ancora di più. Meglio ancora? Sì. Cioè a livello, che ti posso dire, 130, 140 kg? Va benissimo, è perfetto. Benissimo, perfetto. Va bene, parliamo dell'età. Tu hai 25 anni, questa ragazza quanti anni dovrebbe avere? Borghi? Va più o meno 27 anni, 25. Partiamo da una base di 25, 20. dai. 25. Dai 25 fino ai 30. 30, massimo. Quindi dai 25 fino ai 30, amiche telespettatrici, che sia bella robusta, bella. Ma come mai tu porti questo desiderio nascosto, oltre naturalmente ad avere la sicurezza che non te la rubi nessuno? Come mai c'hai questo desiderio? Così. Cioè ti sei alzato una mattina così dal letto e hai deciso questa magari pazzia qua. di voler provare questa esperienza. Giusto? La tua ex ragazza quanto pesava? Oh, magra, 49 kg. Ah, quindi la differenza c'è. Sì. Hai sempre avuto ragazze magre? Sempre. Non sei mai stato con una ragazza di grandi proporzioni? Mai. Mai. E quindi tu vuoi provare questa esperienza? Giusto. Io ti posso assicurare che dopo questa intervista farai questa esperienza. Amiche telespettatrici che in questo momento ci state guardando, è qui, Alessandro è qui, 25 anni di Volta Mantovana, si vuole togliere questo sfizio, questo desiderio nascosto che porta da piccolo. Vuole stare con una donna super maggiorata, dai 90 in su. Ripeto, se 130 kg è ancora meglio perché per lui. Perfetto. Parlaci un po' di te, che tipo sei? Tranquillo. Come passi? Come passi il tempo in una giornata? Ah, dipende, un po' di tutto. Un po' di tutto, faccio un po' di tutto. Cioè la cosa che ami fare di più qual è? Andare in giro. Andare in giro. Quindi teoricamente se tu trovassi la tua anima gemella, questa ragazza di 130 kg, la porteresti in giro? Sì, dopo al mio collega là che la porta lui al massimo. Sì. Insomma, ti godresti la vita. Vabbè, logico, Sì? logico. Va bene, oltre al peso, dovrebbe avere qualcosa, non so, in più questa ragazza? Cioè perché il tuo amico Alessandro, Alessandro Deve essere bionda. deve essere bionda. Sì, bionda. Quindi deve essere bionda, capelli lunghi? Sì, dai, capelli lunghi. Allora, bionda, capelli lunghi e che superi soprattutto ai 90 kg di peso. Se 120, 130, meglio ancora. 130 kg di peso, ripeto, dai 25 ai 30 anni, bionda, capelli lunghi. Vi raccomando, amiche telespettatrici, telefonate perché Alessandro è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Vuoi dire qualcosa a quelle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no? Se vuoi dare un messaggio, guarda la telecamera e parla. Speriamo che almeno trovi una di 130 kg. Questo è il mio desiderio. Perfetto. Amiche telespettatrici, ripeto, telefonate. Alessandro è qui, 25 anni, di Volta Mantovana, sta aspettando la vostra chiamata. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta, naturalmente in compagnia di Alessandro. Alessandro. Ciao ciao, chiamate Ciao. Oh yeah!